Buongiorno, eccoci pronti per il nostro focus. Oggi ci occupiamo di termovalorizzatori. Che cosa sono, a cosa servono, qual è il loro impatto sull'ambiente e anche sul ciclo dei rifiuti. E dunque sono domande alle quali cercheremo di dare qualche risposta, anche perché in Sicilia, lo sapete, già sono previsti 2 termovalorizzatori, uno a Palermo, vicino alla discarica di Bellolampo, e l'altro a Catania, a Pantano d'Arci, dunque nella zona industriale. Questo pomeriggio ne parleremo con chi si occupa di queste questioni, ma prima di tutto vorrei dirvi, se volete interloquire con noi, il 342 74 55 005 è disponibile per qualsiasi anche informazione, perché oggi vorremmo fare proprio informazione per chiarire anche quello che ha a che fare con quando si parla di rifiuti. Noi abbiamo in mente quello che accade spesso a Catania o comunque nelle grandi città siciliane, cumuli di spazzatura dappertutto, anche nei centri storici, anche sappiamo delle discariche che spesso sono state anche al collasso. Insomma, è un argomento complesso e difficile. Oggi ci occupiamo di termovalorizzatori, come vi dicevo. Lo facciamo con il professore Giuseppe Mancini. Buon pomeriggio, presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Ambiente e Territorio, e anche un docente universitario. Insomma, lei ora ci guiderà veramente per capire che cosa sono questi termovalorizzatori. E poi ringrazio per essere con noi Maria Grazia Interdonato di Messina Servizi Bene Comune. Buon pomeriggio anche a lei. L'abbiamo interpellata questo pomeriggio perché lei ovviamente ha a che fare col ciclo dei rifiuti, ma si occupa a Messina, avete raggiunto con la raccolta differenziata una buona percentuale, ora poi ci dirà nel dettaglio quale, rispetto alle altre aree metropolitane siciliane, parlo di Palermo e Catania, che invece purtroppo non raggiungono le vostre percentuali. Ci spiegherà anche cosa ne pensa di attivare all'interno del circuito, del ciclo appunto dei rifiuti, proprio la presenza di un termovalorizzatore. Dovrei avere anche in linea Tania La Via Paternò, che in questo momento non vedo, ma spero di averla perché è la rappresentante di Italia Nostra, e quindi anche le associazioni che si occupano di ambiente hanno da dire la loro e vorremmo sentire anche loro. Partiamo subito dal professore. Allora, i termovalorizzatori, io magari le faccio domande banali per lei, ma che spero che possono essere condivise da chi ci ascolta. Termovalorizzatori e inceneritori. Sì. Qual è la differenza e a cosa servono? Non c'è nessuna differenza, è una questione di, oggi la legge lo chiarisce in maniera inequivocabile, si chiamano termovalorizzatori o incenerimento con recupero energetico, perché ogni impianto di incenerimento è un impianto di incenerimento, cioè serve a ridurre la dimensione di quel volume di rifiuto che non riusciamo in qualche modo a gestire in altra maniera, lo incenerisce, quindi lo riduce a una quantità enormemente più piccola in volume e anche in parte in massa, e sono impianti di incenerimento con recupero energetico, cioè recuperano l'energia da questi rifiuti. Il termovalorizzatore è una maniera diversa di chiamare lo stesso impianto, cioè un impianto che permette di ridurre il rifiuto in volume molto più piccolo, recuperando l'energia, quindi lo termovalorizza, lo valorizza termicamente. E questa energia poi verrà utilizzata, può essere utilizzata? Viene utilizzata e deve essere utilizzata al meglio, con una progettazione efficace. Ci sono 2 fondamentalmente soluzioni possibili. Una è quella che prevede il recupero di energia sia elettrica sia termica, e l'altra soluzione, che è un po' più semplicistica, che prevede solo il recupero di energia elettrica. Aspettate che spengo la slide. È chiaro che sfruttando entrambe le energie, l'efficienza di recupero energetico di questi sistemi è molto più alta e molto più elevata, ed è per questo che a questo genere di sistemi con doppia energia dovremmo andare a puntare anche noi. Ultimamente si è fatta la scelta, per esempio del termovalorizzatore di Acerra, di farlo esclusivamente con recupero di energia elettrica. Perché questo semplifica un po' la vita, perché uno pensa che l'energia termica è più difficile da andare a utilizzare. In realtà, con un'adeguata progettazione e programmazione si recupera anche l'energia termica, e grazie a questo si aumenta enormemente l'efficienza complessiva dell'impianto. Certo. Senta, lo dicevamo, Catania e Palermo, i 2 siti già individuati dalla Regione, poi ovviamente gli investimenti sono anche importanti, e dunque
Che tipo di termovalorizzatori avremo noi? Perché ci sono diversi, almeno si dice che ci sono quelli più avanzati, quelli meno inquinanti, o se, insomma, chiariamo anche questo. Allora, premesso che sono dei sistemi che devono rispettare i limiti di legge e quindi chiaramente sono dei sistemi molto efficaci in ogni caso. Diciamo, ci sono diverse tecnologie, però quella più consolidata è proprio quella del classico termoizzatore o del classico inceneritore con recupero energetico, cioè un sistema, tendenzialmente un sistema a griglia, ma senza fare troppa tecnologia, certo. un sistema molto consolidato. Ecco, la cosa che dobbiamo chiarire ai nostri telespettatori è che sono dei sistemi estremamente consolidati, ce ne sono dappertutto, in tutto il mondo. Per intenderci, Parigi ne ha 3 nel suo centro abitato, Tokyo ne ha quasi 10. Che lavorano le dovute dentro, proporzioni, diciamo, quindi stanno abitative. da anni, da decenni, ne abbiamo a Milano, ne abbiamo a Brescia, ne abbiamo a Torino, ne abbiamo dappertutto, sia in Europa che nel nostro nord Italia, un po' meno al centro e molto meno al sud, e forse qualcosa ce lo dovremmo anche cominciare a chiedere, ma in generale questo è il sistema più diffuso. Ci sono delle altre tecnologie, sistemi che alcuni ritengono più innovativi, però le applicazioni di questi sistemi sono molto sporadiche, molto rare, e specialmente sono dedicate a tipologie di rifiuti un po' più particolari. Ecco, e appunto io le volevo chiedere che tipo di rifiuti può andare in un termovalorizzatore. Allora, il termovalorizzatore deve essere concepito in adeguata programmazione per trattare la frazione residuale del rifiuto. Cos'è la frazione residuale del rifiuto? Noi abbiamo il rifiuto che produciamo nei nostri diversi bidoni della raccolta differenziata, più compreso quello del residuo secco, chiamiamo così. Quel residuo secco è una quota che non riusciamo ad avviare a raccolta differenziata perché oggi non siamo sostenibilmente in condizione di andarla a recuperare. Ma anche la nostra raccolta differenziata, la plastica, il vetro, anche l'organico, non è puro, presenta degli scarti. Quindi noi quando avviamo alla raccolta differenziata, alla selezione, al miglioramento, alla raffinazione di questi materiali faticosamente raccolti a casa, dobbiamo pensare che c'è uno scarto che dobbiamo trattare. Questo molto spesso è sottovalutato anche dalle amministrazioni, perché poi ha un costo di gestione non indifferente e tendenzialmente finisce in discarica, o se le discariche sono sature purtroppo finisce all'estero. Quindi si somma a rifiuto residuo quello degli scarti, ottenendo quello che si chiama rifiuto residuale. Quindi quello che residua dal riciclo, cioè che non lo possiamo essere, riciclare. Ecco, non può essere riciclato. A questo proposito chiedo a Maria Grazia Interdonato l'esperienza di Messina, perché si sta parlando proprio di questo ciclo, no? di smaltimento dei rifiuti, e dunque lei ci può dire qualcosa in più? Cosa avviene a Messina? Sì, Messina è partita nel 2019, esattamente il 16 settembre 2019, con la raccolta differenziata del porta a porta integrato. Questo è il sistema che abbiamo scelto per la nostra città. Oggi io sono presidente della società. Allora nel 2018 ero all'interno del consiglio di amministrazione, quindi diciamo ho seguito passo passo questa fase di start-up. Abbiamo chiuso tutto il sistema di raccolta differenziata, quindi oggi Messina non ha alcun cassonetto presente sulla sede stradale, esattamente nel maggio 2021. Quindi noi in meno di 3 anni abbiamo avviato un sistema di raccolta differenziata che oggi ci vede insomma prima città metropolitana in Sicilia, e tra le 14 città con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti abbiamo chiuso proprio febbraio 2024 con una percentuale del 58%. Quindi diciamo che Messina ha dato dimostrazione che in una Sicilia che purtroppo ha un gap impiantistico abbastanza importante, in una Sicilia dove c'è necessità non solo di lavorare sull'impiantistica, ma anche di accelerare sulla raccolta differenziata. Certo. E senta, le chiedo una cosa, una curiosità, proprio facendo riferimento a quello che diceva il professore Mancini, il residuale, il rifiuto residuale, voi dove lo conferite? Questo è un problema, perché noi oggi abbiamo un grossissimo problema sull'impiantistica, proprio anche della parte del residuo degli scarti poi della raccolta differenziata. Quindi ci appoggiamo a diversi impianti, però abbiamo anche portato fuori regione, quindi diciamo che le difficoltà di una città che ha dimostrato di essere da questo punto di vista virtuosa
virtuosa sia nei tempi in cui ha accelerato e quindi ha raggiunto determinati dati proprio in tempi strettissimi, brevi. Le difficoltà sono tante, ma non solo su quella che è la parte residuale. Oggi Messina, così come tutta la parte della Sicilia orientale, sconta un dato importante e negativo. L'indifferenziato oggi costa quasi 360 euro a tonnellata, quindi Certo, sì ai assolutamente. termovalorizzatori, però sì anche ad un'accelerazione da parte delle altre due città metropolitane, Palermo e Catania, sulla raccolta differenziata. Quello Assolutamente, è certo. fondamentale. Questo è Non si parla fondamentale, è uno step, è un anello della catena strategico. Comincia ad arrivare qualche messaggio dei nostri telespettatori, glielo giro. Il nostro telespettatore dice: perché non iniziare con gli impianti per l'umido, costano poco e ci vuole poco per costruirli, si produce metano, elettricità e l'umido non può essere bruciato, ci dice questo nostro telespettatore. Sì, questa è un'osservazione un po' diciamo frequente perché vige un po' la convinzione che il rifiuto sia un rifiuto un tutt'uno. In realtà il rifiuto è fatto da tanti rifiuti, come ho già avuto modo di spiegare, c'è l'umido, la plastica, il vetro, la carta, eccetera, e chiaramente per ognuna di queste frazioni ci devono essere gli impianti dedicati. È chiaro che il termovalorizzatore non deve andare a raccogliere l'umido deve essere raccolto per via differenziata il più possibile. Ovviamente l'efficienza non è mai del 100%, quindi ci sarà comunque un umido sporco nella carta che non posso smaltire, ci sarà un umido un po' sporco in altri E questo in altre frazioni. rientrerebbe nel... Se sta dentro il residuale ed è difficilissimo da andarla a recuperare in maniera sostenibile, impossibile. Infatti. Noi sappiamo quanto è difficile andare a lavare una scatoletta di tonno e ci chiediamo se è sostenibile sprecare tutta quell'acqua per andare a togliere quel frammento di tonno dalla scatoletta. In generale non c'è bisogno di farlo, do questo messaggio. Sì. E quindi diciamo l'umido deve andare a essere trattato ovviamente dagli impianti non di compostaggio, ormai dobbiamo andare un po' oltre, dobbiamo andare a impianti combinati che sfruttino la digestione anaerobica prima, quindi recuperino l'energia ancora una volta della frazione organica del rifiuto, evitando di sprecare energia per trattarla, e poi lo finalizzino col compostaggio, sempre per produrre del compost di qualità, che è quello che ci interessa. Però ecco, l'errore si fa di pensare che si debba fare prima qualcosa e poi qualcos'altro. No, bisogna pensare a tutto il sistema per chiuderlo congiuntamente, quindi avere una pianificazione che preveda tutti gli impianti, perché se facessimo solamente gli impianti per l'umido noi avremmo risolto una piccola parte, un 30%, 28-27% a seconda dell'efficienza di raccolta, ma ci rimarrebbero tanti altri problemi da gestire. Allora nella pianificazione e programmazione ci devono essere gli impianti per ogni singola frazione, il che comprende l'umido, la plastica, la carta, ma anche la frazione residuale, che è la più grossa in questo momento. Ah, ecco, quindi la percentuale maggiore è proprio residuale. Oggi è senz'altro ma questo perché non si differenzia bene o perché è proprio allora, cos'è che non funziona? Oggi diciamo è significativamente la più grande perché non si differenzia bene, ma domani continuerà a essere abbastanza grande, se non la più grande, perché c'è un limite alla raccolta differenziata, cioè anche la raccolta differenziata e quindi la raccolta dell'umido, della plastica, eccetera, eccetera, deve avere una sua sostenibilità. È come se noi cercassimo di fare delle pulizie in una stanza in maniera esagerata, chiamando una squadra di 30 persone per pulire anche l'ultimo atomo di polvere. Non è sostenibile, non è economicamente, non lo è neanche ambientalmente. Bisogna trovare una sostenibilità che deriva chiaramente da competenza, su ogni singola frazione, per portare al massimo possibile, che non è il massimo il 100%, ma è quello che è il più sostenibile nelle condizioni attuali in cui ci muoviamo e future. Noi parliamo di termovalorizzatori, ma stiamo capendo che insomma non è solo quello, è una parte di tutto un percorso. È l'ultimo miglio che deve compiere il rifiuto. Io mi chiedo però, prima di arrivare all'ultimo miglio, tutti questi passaggi esistono? Cioè oggi ci sono delle strutture, ce lo diceva la dottoressa Interdonato, che in realtà le difficoltà sono enormi poi per accedere a questi centri. Credo di poter dire che diciamo, sul lato umido siamo veramente ben messi, perché si stanno fatti degli sforzi molto importanti negli ultimi anni. Ora si stanno facendo degli sforzi per trasformare degli impianti di compostaggio in impianti combinati di gestione aerobica e compostaggio. Sulla plastica, sulla frazione delle selezioni,
abbiamo fatto pure dei passi, siamo un po' in ritardo sul vetro, non abbiamo sistemi di recupero, diciamo, di trasformazione finale, quindi non abbiamo più una cartiera che per esempio possa recuperare. Però una volta io ho separato quel materiale, quindi quel materiale è diventato un qualcosa di appetibile sul mercato, non è indispensabile che noi abbiamo anche gli impianti di riciclo in sito. L'importante è che abbiamo dato un valore, abbiamo valorizzato quel metallo. Certo. Dove siamo veramente enormemente in ritardo, perché purtroppo negli anni non siamo stati capaci, non abbiamo avuto la volontà politica di chiudere il ciclo, come lo chiude, ripeto, la parte del nord a cui guardiamo come popoli avanzati tecnologicamente, innovativi e compagnia bella, la Svizzera per intenderci. Ecco, lì purtroppo siamo carenti perché stiamo continuando ancora il sistema delle discariche, cioè noi mandiamo il nostro rifiuto residuale, quindi l'indifferenziato più gli scarti della selezione, ancora in discarica, o peggio, come giustamente facevano notare, li mandiamo all'estero a costi che sono assolutamente spropositati, favorendo un sistema di trasporti, favorendo un impatto sull'ambiente di quel trasporto, ma soprattutto favorendo chi si prende i soldi e chi si prende l'energia contemporaneamente del nostro scarto residuale, che potremmo utilizzare invece in Sicilia se avessimo avuto la lungimiranza un tempo e spero la prospettiva oggi di realizzare questi impianti. Benissimo. Se posso, chiarissimo. Sì, aggiunga qualcosa, sì, dica. Sì, no, giusto, se posso illustrare anche un'altra esperienza che abbiamo avuto qui a Messina, perché vede, è vero, l'impianto, si parla di termovalorizzatori che sono sicuramente l'ultima parte, no? Perché dicevo poco fa, l'importante intanto è avviare, accelerare sulla raccolta differenziata. Oggi in Sicilia esistono impianti di compostaggio che sono prettamente privati, cioè c'è una carenza di impianti pubblici che è veramente grave, e quindi poi gestire una città o 3 grandi città metropolitane con questo gap impiantistico che è assente, che veramente grava non solo sulla gestione ma anche sui cittadini, perché naturalmente poi è un monopolio che poi ricade, con le tariffe della Tari che sono altissime. Parlando di impianto di compostaggio, a Messina cosa abbiamo fatto proprio per dare dimostrazione ai cittadini di quanto il loro percorso è stato virtuoso in questi anni? Come servizio, tra i servizi che noi gestiamo qui nella città di Messina, abbiamo anche la gestione del verde, la manutenzione del verde. Ecco, noi abbiamo dato dimostrazione di quanto è importante fare la raccolta differenziata utilizzando lo stesso compost che viene prodotto dalla città per la manutenzione del verde. Quindi bene i termovalorizzatori, poi potremmo anche aggiungere che probabilmente le capienze che sono state stimate sono anche eccessive rispetto, perché bisogna anche vedere se il fabbisogno, una volta che viene veramente avviato una raccolta differenziata accelerata su tutti i comuni, in particolare sulle altre 2 città metropolitane, dobbiamo anche capire se la capienza forse è anche eccessiva. Certo, questi sono poi, insomma, sì, certo, poi tra l'altro verrà presentato il piano proprio dal Presidente del... Raccolta differenziata, acceleriamo nelle altre 2 grandi città, perché poi una città come Messina non può essere poi succube di un sistema che comunque, voglio dire, rispetto all'eccellenza che ha dimostrato. Certo, la fermo un attimo. Io volevo sentire ora l'esponente, la responsabile di Italia Nostra, Tania Lavia Paternò, la vedo collegata, benissimo, un'associazione ambientalista che ha a cuore il territorio, come tutti penso, non c'è bisogno di essere, però voglio dire, forse ancora di più voi, perché insomma, qual è la vostra posizione, soprattutto anche se ci sono delle domande o comunque delle perplessità rispetto alla realizzazione dei termovalorizzatori? Allora, io intanto ringrazio per l'invito da parte di Italia Nostra, la sezione di Catania, e partecipo a questo incontro in maniera naturalmente culturale e di pensiero generale, quello che può migliorare la vivibilità e il decoro della città. Siamo arrivati al punto in cui la gestione dei rifiuti è quasi impossibile e le città sono sommerse, il centro storico come le periferie, come la viabilità extraurbana, e questo non aiuta
né la vivibilità e nient'altro. Quindi abbiamo discusso di questo problema ed essendo un'associazione ambientalista che potrei dire forse la prima in Italia, è stata fondata nel 1955, quindi l'anno prossimo farà 70 anni, e che si è preoccupata sempre proprio della tutela, della conservazione, della fruizione del patrimonio, al tempo stesso però è un'associazione che riflette e non si paralizza di fronte a determinate situazioni. E dunque la vostra posizione qual è? La nostra posizione per quanto riguarda Catania è di accoglienza per questo termovalorizzatore, proprio per le condizioni di vita della città che abbiamo detto, presenti e future, perché non è più soltanto la cittadinanza che abita la città. Ormai le città, le grandi città come Napoli, Roma, Firenze, Venezia, sono invase anche da questo turismo folla low cost che partecipa in maniera assolutamente ricca a quelli che sono i rifiuti della città. Chiarissimo, grazie. In un attimo noi dobbiamo fare una brevissima pausa e poi torniamo subito in studio. Ecco, questo pomeriggio stiamo parlando di termovalorizzatori. Chiedo subito al professore i tempi e soprattutto anche la dottoressa Interdonato diceva la capienza. Magari le chiedo una brevità di risposta perché così mandiamo poi un altro contributo. Diciamo questo, l'Unione Europea ci impone al 2035 di avere il 65% di riciclo effettivo, perché molto spesso si fa confusione fra raccolta differenziata e riciclo. Il riciclo è quello che veramente riesco a togliere dal rifiuto, raccolta differenziata è quello che raccolgo. Okay? Allora, se il 65% è l'obiettivo, ed è un obiettivo estremamente ambizioso perché significherebbe portare una raccolta differenziata mediamente intorno all'80% su base regionale, cioè tutti all'80%. Non è una chimera. Non so se è una chimera, voglio dire, ma ecco, vabbè, noi siamo ancora, non abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2012. Ecco, però questo non vuol dire, io colgo il messaggio, sono d'accordissimo, Tessa, dobbiamo fare di tutto per aumentare, però ecco, sappiamo bene che poi aumentare non si può crescere sempre linearmente, a un certo punto si rallenta e lo stiamo vedendo su regioni molto più virtuose rispetto a noi che sono al 75-76% dopo anni che fanno raccolta differenziata in altri ambienti. Quindi dobbiamo essere molto realistici. Allora, se ipotizziamo di essere molto bravi e riuscire ad avere anche il 65%, significa 80% di raccolta, ci sarebbe sempre un 35% di rifiuto residuali da trattare. Ora faccio due conti: la Sicilia fa 2.200.000 tonnellate oggi che sono un po' più poveri, normalmente ne ha fatti 2.400.000. Applicando il 35% a questi 2.200.000, sostanzialmente noi avremmo una capacità indispensabile, nel caso più ottimistico che ci venisse in mente, di 770.000 tonnellate. Siccome non credo che saremo così bravi e non vogliamo mandare rifiuti all'estero e vogliamo chiudere tutte le discariche il più possibile, secondo me una capacità ragionevole, prospettica, media, rispetto a oggi, potrebbe essere intorno a 900.000 tonnellate, non alle 600.000 di cui tanto si parla. E questo sono conti, non è una sensazione, non è un'ipotesi lavoro, sono dei vincoli di direttiva europea e diciamo quello che noi potremmo fare. Tempistica. La tempistica dipende solo da noi, perché per fare un impianto mediamente, oggi come oggi, ci vogliono 2 anni, 2 anni e mezzo massimo. Però ci vuole un tempo X, una bella variabile incognita per l'autorizzazione. Allora, e chi la dà l'autorizzazione? L'autorizzazione la dà la regione, chiaramente. Allora, se la Regione ha la forza, anche in funzione dei poteri straordinari che sono stati assegnati al nostro Presidente, di far seguire dei tempi corretti, non veloci, corretti, perché è assurdo che un impianto debba avere 4-5 anni, anche un impianto di compostaggio passano 4-5 anni per avere l'autorizzazione, è fuori da ogni logica. Ma se avesse un ragionevole periodo di concertazione con tutte le forze sociali, con i movimenti ambientalisti, con la cittadinanza, che probabilmente messa a conoscenza di queste realtà non sarebbe così probabilmente ostica, io penso che in 3 anni, 3 anni e mezzo noi potremmo cominciare a portare i nostri rifiuti invece che dentro un buco o all'estero, in una macchina che rimane questo. Faccio un'ultima considerazione che ho fatto l'altro giorno.
Se noi continuiamo a fare questa cosa, ogni anno noi produciamo una massa di rifiuti e questa massa di rifiuti deve trovare spazio sulla nostra terra, quindi si moltiplica nel tempo. Il termovalorizzatore ha una sua occupazione di superficie, ma è solo quella, cioè quel sistema con quel piccolo spazio continuerà a trattare tutti i rifiuti senza avere bisogno di occupare volumi di discarica. Io la fermo solo perché vorrei mandare la clip di Legambiente che ha una posizione ben netta e poi magari commentiamo brevissimamente perché ormai siamo veramente addirittura di arrivo. Prego, se la regia vuol mandare la clip. Eccoci. Per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti nella nostra regione occorre investire nelle nostre città, in particolare nelle città più grandi dove si producono la maggior parte dei rifiuti indifferenziati che vanno a finire nelle discariche. Bisogna partire da Catania e Palermo, migliorare la qualità della gestione della raccolta e soprattutto investire in impianti utili, veramente utili, quelli per l'economia circolare, gli impianti di biodigestione aerobica, gli impianti per il riciclo della carta e del cartone, del vetro, del RAE, delle pannoline e pannoloni. Gli inceneritori, così come le discariche, rischiano di essere il buco nero dove oltre a bruciare rifiuti andranno in fumo anche gli obiettivi di economia circolare e di decarbonizzazione del nostro paese. Ogni tonnellata di rifiuti bruciati emetterà circa una tonnellata di CO2 e questo sarà tassata dall'Unione Europea. Quindi sarà una grande truffa per i siciliani perché la gestione di questi inceneritori costerà molto di più della gestione attuale del ciclo dei rifiuti. Questo era Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia. Le chiedo un commento proprio in chiusura di trasmissione, forse ne dovremmo fare un'altra con i quesiti che ha posto Legambiente. Premesso che in questo momento il costo di gestione per i cittadini è il massimo assoluto proprio perché il sistema che attualmente stiamo utilizzando, che è quello delle discariche, ci comporta che rispetta una tariffa al cancello di un inceneritore che è decisamente più bassa. Premesso che quelle discariche dove noi stiamo mandando i nostri rifiuti stanno emettendo in questo momento metano, non CO2, quindi molto peggio, un gas estremamente più potente dal punto di vista climalteante, quindi la situazione di oggi è molto peggio dal punto di vista ambientale di quella che potrebbe esserci con i termovalorizzatori. Questo dal punto di vista, diciamo, della gestione ambientale. Io sono d'accordo che bisogna potenziare la raccolta differenziata, ma se non diciamo come risolviamo il problema del rifiuto residuale, e non l'ho sentito dire sostanzialmente, perché la raccolta differenziata con i conti alla mano non li risolve tutti i problemi, resta sempre quel 35% ottimistico che abbiamo già detto poco fa nelle motivazioni. Dove lo andiamo a mettere? Quindi se non ci muoviamo per tempo a fare dei sistemi alternativi che utilizzano in tutta Europa e nel mondo più civile, ripeto, il Tokyo ne ha 10 dentro il suo centro abitato, forse ci meritiamo di continuare a mettere i rifiuti in un buco. Ma speriamo di no, speriamo invece che insomma, la raccolta dei rifiuti e il ciclo, tutto quello che ha a che fare con migliori sempre di più, anche perché poi sono i cittadini alla fine che pagano anche tasse sempre più salate perché il conferimento costa sempre e anche insomma incide sulle tasche dei cittadini. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio i miei ospiti e buon pomeriggio. Grazie.